sicurezza dopo la lettera inviata all'ANCI dai sindaci italiani. Prendono carta e penna i primi cittadini leghisti della Marca. Le leggi vanno rispettate, non siamo al supermarket. Feste sotto assedio per i negozi di San Polo di Piave, 7 nel giro di pochi giorni le attività commerciali razziate dai ladri, ultima in ordine di tempo la pasticceria del paese. Si è accesa una sigaretta in auto senza accorgersi che nell'abitacolo c'era una fuga di gas metano, 31enne di Martellago avvolto dalle fiamme, l'incidente a Castelfranco Veneto. Terribile schianto a Valdobbiade nell'auto con a bordo 2 diciannovenni, finisce contro un muro, feriti entrambi i ragazzi, uno gravissimo è ricoverato al Cafoncello in prognosi riservata. Con le nuove norme sulle targhe straniere, problemi soprattutto per chi lavora all'estero, ecco la storia paradossale che un cittadino di Conegliano ha deciso di denunciare ad Antenna 3. Svendite invernali al via, trevigiani scatenati a caccia dell'affare, a farla da padroni, capi d'abbigliamento e scarpe, con la gente che ammette meglio comprare in negozio che su internet. Vigilia dell'Epifania, decine i falò che verranno accesi questa sera nel Trevigiano, ve ne mostriamo uno di oggi e uno di ben 32 anni fa, in attesa di vedere da che parte andranno le faville. Buonasera dunque, ben ritrovati con l'edizione trevigiana del telegiornale di Antenna 3, lo scontro sul decreto sicurezza in apertura di questa edizione, perché i 36 sindaci leghisti della Marca trevigiana, dopo la bufera sollevata dai loro colleghi ribelli, cosiddetti ribelli, hanno inviato un messaggio forte e chiaro all'Associazione Nazionale dei Comuni. Chi è presidente di una determinata associazione come quella dei comuni a livello nazionale non può farsi trasportare dal proprio credo politico. Decreto sicurezza, dopo la lettera inviata dai primi cittadini a livello nazionale, sono i 36 sindaci trevigiani della Lega ora a farsi sentire con un documento comune che si rivolge sia agli amministratori ribelli di centrosinistra sia al presidente dell'ANCI nazionale De Caro. Il messaggio che si vuole far arrivare a De Caro è che i sindaci sono tenuti a rispettare sempre e comunque le leggi, anche quelle che non piacciono. Oggi queste sono regole che piacciono magari di più ad amministratori della Lega e un po' meno ad amministratori del PD, e se ieri quelli della Lega, sindaci, dovevano conformarsi a regole che non piacevano, lo hanno fatto, e oggi è doveroso che lo facciano i sindaci del PD ai quali magari piace poco questo decreto. Punto. Dispiacciono, scrivono i sindaci del Carroccio, le accuse di mancanza di umanità ai tanti primi cittadini veneti, sempre in prima linea e pronti ad aiutare chi veramente ne ha bisogno. Ora è chiaro a tutti da che parte sta il PD, come si attende di capire se l'ANCI rappresenti tutti i sindaci in modo equo o solo una parte di essi. Le leggi votate in Parlamento, aggiungono, vanno rispettate, non siamo al supermarket dove ognuno prende quello che più piace. Credo sia opportuno che facciano delle riflessioni. Quei sindaci che non vogliono applicare il decreto Salvini hanno la possibilità di non farlo dimettendosi. Questo decreto porta avanti istanze che tanti comuni aspettavano da tempo. La politica della gestione dell'immigrazione portata avanti da questo governo e nello specifico dal ministro Salvini ha dato dei risultati che magari sino a ieri sembravano insperati, ma io credo ben colti molto positivamente dalla popolazione. E ora veniamo alla cronaca, perché c'è stata l'ennesima spaccata in comune di San Polo di Piave, è l'ennesimo colpo dall'inizio delle festività natalizie. I commercianti e i residenti sono esasperati. Sentiamo. San Polo di Piave è un paese martoriato dai furti nelle abitazioni e negli esercizi commerciali. Dall'inizio delle festività natalizie i ladri hanno compiuto 7 furti in pochi giorni. L'ultimo la notte scorsa alla pasticceria Adria di Via Roma, dove 2 malviventi travisati al volto hanno spaccato la porta di servizio della terrazza attigua al bar pasticceria. Una volta entrati hanno sradicato il registratore di cassa che all'interno aveva circa 500 euro. Questa volta l'hanno fatta franca perché hanno sfondato e preso quello che gli serviva, quindi tutto quello del contenuto della cassa, che è semplicemente un fondo cassa che teniamo per la mattina. Non è la prima volta che vengono qui? Purtroppo no, nel corso del tempo è già la terza volta che entrano da me. La videosorveglianza del locale ha immortalato i 2 malviventi. Nelle sequenze in mano ai carabinieri si notano 2 uomini travisati al volto. Erano mascherati con una maschera da Halloween e
e uno con una bandana. Nei giorni scorsi il paese di San Polo è stato preda di altri colpi prima e dopo Capodanno. Nella notte del 22 dicembre in via Mioni hanno colpito nel panificio, forzando la porta d'ingresso e riuscendo a racimolare qualche centinaia di euro. Indisturbati i ladri sono passati nel negozio attiguo di frutta e verdura, scassinando una finestra sopra la porta. Qui i malviventi senza nessun timore sono addirittura ritornati. 2 volte nell'arco di pochi giorni? 2 volte nell'arco di 3 giorni. Sono venuti dal 21 andare al 22 notte, hanno preso i soldi, sono ritornati dal 23 andare al 24 e hanno ripreso ancora delle monetine. Sempre prima di Natale hanno colpito in Viale della Repubblica in una pizzeria, entrando e facendo danni al locale appena aperto pochi mesi fa. Altra spaccata a Dormelle in un locale visitato 2 volte a distanza di poco tempo. Residenti e commercianti sono preoccupati, ma soprattutto esasperati ed amareggiati da questa escalation di furti. Tanta amarezza. Sì, quello sì. Non sapremo più come fare per difenderci adesso da questa cosa. Su tutti i furti indagano i carabinieri di San Polo. Non è escluso che molti di questi colpi possano essere opera della stessa banda. Fin qui dunque i furti a San Polo di Piave, ma ci sono state anche parecchie rapine in provincia di Treviso in queste feste di fine anno. Il prefetto di Treviso Laganà si è detta preoccupata e ha deciso entro la fine del mese, per fare il punto della situazione, di convocare il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Comitato per l'Ordine e la Sicurezza convocato a stretto giro per affrontare il nodo rapine, lo ha preannunciato il prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà dopo la serie di colpi registrati in tutta la provincia durante le festività natalizie. 5 le rapine nell'arco di una decina di giorni, da quella in gioielleria a Castelfranco Veneto fino all'assalto armato al supermercato di Cornuda. Laganà si è detta preoccupata per i ripetuti episodi. È bene fare un punto della situazione, ma ci tengo a sottolineare che il territorio è e rimane presidiato da tutte le forze preposte a garantire la sicurezza dei cittadini. Di certo, aggiunge, c'è stata un'escalation in questi giorni e bisogna tenere alta la guardia. La riunione del comitato si terrà a breve. I colpi hanno interessato negozi e attività di diverse tipologie, a compierli soggetti spregiudicati o bande organizzate che avevano con tutta probabilità effettuato degli attenti sopralluoghi prima di colpire, elemento questo che rende ancor più inquietante la serie di rapine messe a segno. Territorio, l'abbiamo sentito, presidiato, secondo il prefetto di Treviso. A Conegliano 3 borseggiatrici sono state scoperte e denunciate dalla polizia, stavano cercando di derubare gli anziani al mercato. Borseggiatrici al mercato settimanale pizzicate dagli agenti del commissariato di polizia di Conegliano che ieri, grazie anche alla collaborazione dei cittadini, sono riusciti a intercettare e bloccare 3 ladre con alle spalle diversi precedenti. 3 specialiste dei furti tra le bancarelle già note alle forze dell'ordine per colpi in diverse zone del territorio regionale. Si tratta di una ventenne di Udine e di 2 trevigiane di 27 e 50 anni. La più giovane del terzetto è stata notata proprio mentre tentava, nascondendo la mano con lo scialle, di derubare del portafoglio un anziano, che l'ha però scoperta. Le 3 hanno cercato di scappare tra la folla, ma sono state fermate poco dopo dai poliziotti che le hanno condotte in commissariato e denunciate a piede libero per furto aggravato. Non è escluso che possano essere responsabili di altri furti in città avvenuti nelle scorse settimane e per questo le indagini a loro carico proseguiranno. E ora la disavventura brutta davvero che è toccata nella notte a un 31enne a Castelfranco, rimasto ustionato all'interno della sua auto. Avvolto dalle fiamme nell'esatto momento in cui, salito in macchina, si è acceso una sigaretta. Sono stati attimi di terrore nella notte per un 31enne di Martellago, nel Veneziano, che si trovava a Castelfranco Veneto. Poco prima delle 4 è salito nella sua auto, una Volkswagen Golf alimentata a metano. Per un guasto della vettura, nell'abitacolo si era sprigionato del gas. Quando il 31enne ha acceso la sigaretta è rimasto avvolto dalle fiamme. L'episodio in via Preti, a ridosso del centro storico della città murata. Sono stati i vigili del fuoco subito intervenuti sul posto a mettere in sicurezza la vettura e a chiarire le cause della fiammata, mentre il malcapitato automobilista è stato soccorso dai sanitari del SUEN 118 che lo hanno trasportato nel reparto grandi ustionati dell'ospedale di Padova con lesioni di secondo grado al volto. Le sue condizioni non sono giudicate comunque preoccupanti. Sull'episodio hanno effettuato le verifiche del caso anche i carabinieri.
Un 19enne è gravissimo, un coetaneo è ferito ma non in pericolo di vita, è il bilancio pesante dell'incidente che si è verificato nella notte a Valdobbiadene poco prima delle 2 in via Foscolo. L'auto su cui viaggiavano i 2 ragazzi di origini bosniache residenti entrambi a Valdobbiadene si è schiantata contro un muretto a bordo strada, feriti entrambi gli occupanti del mezzo, ad avere la peggio il giovane trasportato poi dal 118 all'ospedale di Treviso dove si trova ricoverato in prognosi riservata, meno grave l'amico trasportato invece a Montebelluna, sul posto forze dell'ordine e vigili del fuoco per accertare la dinamica del sinistro. Molti di voi si staranno preparando a uscire per andare ad assistere a uno dei tanti panevin che stanno per essere accesi in questa notte dell'Epifania nella Marca trevigiana, e allora noi dovremmo essere in grado ora di collegarci con il collega Lucio Zanato che si trova in quel di Lutrano di Fontanelle, dove sarà il governatore Luca Zaia a dare il via al primo falò di questa lunga serata. Lucio. Ciao Lina, buonasera ai nostri telespettatori, sono in diretta con il governatore Luca Zaia, siamo a Soler di Fontanelle perché bisogna dire esattamente dove siamo. Presidente, intanto una tradizione che non deve mai morire. Assolutamente no, è pieno di gente, c'è anche il sindaco Dan qui con me, migliaia di persone arriveranno qui, no? Poi lei è una serata lunga poi tra l'altro. Beh, faccio, per chi ci sta, faccio Soler che è Fontanelle, e poi Borgo e infine Arcade è l'apoteosi finale, però Soler è un grande panevin, è il caso di dirlo perché c'è anche una novità, eccoli qua. Facciamoli vedere. I bimbi che hanno fatto il panevin per conto loro, quindi c'è un mini panevin e panevin ufficiale. Una tradizione che deve continuare comunque. Ma è il futuro questo, venite qua. Per quelli che dicono solo Veneto, questi sono sani. Senta, ma è per quelli che dicono l'inquinamento, le cose? È una tradizione, piuttosto che si abbandoni la tradizione meglio che si bruci un paese, siamo qua appunto per bruciare. E inquinamento, e intanto c'è da dire una roba che qua non si fa più come 40 anni fa, che c'erano i copertoni, i rifiuti, i panevini sono di legna, allora se ci poniamo questo problema capisco che tutto fa male, allora cominciamo a parlare di pellet, di chi brucia legna a casa nella stufa, cioè non ne finiamo più. La verità è che i veri inquinatori sono altri, non quelli del panevin, giusto? Giusto. Senta, però una battuta la facciamo invece sulla lettera oggi dei sindaci all'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia sul decreto sicurezza. Ma dico che i nostri sindaci, parlo in particolar modo dei sindaci della Lega, hanno ragione, pongono una questione e la questione non è qualcuno che va a caccia questa. La questione è una questione concreta, cioè c'è un decreto che è passato, è stato pubblicato, è stato firmato dal Presidente della Repubblica, è legge ufficiale, tu puoi dire che non sei d'accordo, puoi contestare un decreto, ma alla fine lo devi applicare se sei un sindaco. Non esiste che adesso abbiamo una nuova formula dell'obiezione di coscienza. Guarda, glielo dice uno che battaglie ne ha fatte tante, ma le battaglie le fai in tribunale, vai alla Corte Costituzionale, impugni, dici le tue ragioni, ma la legge finché è legge va applicata. Senta, l'ultima battuta poi la facciamo accendere perché altrimenti sennò qui la gente giustamente si arrabbia. Le fallive di quest'anno, 2019, devono andare verso dove? Verso l'autonomia? Verso sera, autonomia piancagliera. Bene, allora io mi tengo il sindaco, mandiamo avanti il governatore del Veneto ad accendere. È pronta la fiaccola? Facciamo vedere la fiaccola, facciamola arrivare, la diamo in mano al governatore. Questo è uno dei capi del panevin del Soler. Adesso c'è... Devo anche dire una roba, diciamo queste robe, siamo in diretta, quindi ringrazio anche l'editore di Antena 3 Rete Veneta. Diciamo che questi ragazzi, un po' tutti i panevin, fanno volontariato, lavorano giorni, prendono ferie dai posti di lavoro per fare il panevin e poi tutto il ricavato lo danno in beneficenza. Questo è il caso di dirlo, lo devo dire a quei tromboni che rompono le palle per i panevin. Grazie governatore, adesso lo lasciamo accendere. Lina, allora intanto vediamo insieme le immagini dell'accensione, io mi tengo di lato perché ci sono ovviamente il servizio di sicurezza, però vale la pena ricordare appunto, facciamo vedere un attimo, scusate, se ci spostiamo i lati così, ecco, se ci spostiamo i lati così facciamo vedere, grazie a tutti quanti,
perfetto, lo riuscite a vedere la ripresa della diretta, il primo Panevin del 2019 acceso dal governatore Luca Zaia, ricordo la 21, poi quello di Arcade in conclusione. Io vi lascio su queste immagini, Lina, se tu non hai delle domande, però vorrei lanciare un Panevin davvero particolare. Sapete che con 40 noi stiamo ripercorrendo gli anni della storia di Antena 3, ma gli anni della storia di questo territorio. Allora vi voglio portare al 5 gennaio del 1986 in un Panevin molto simile, siamo sempre in sinistra Piave, siamo verso Motta di Livenza, e quel Panevin in particolare lo racconta Tino Giacomin perché è stata una serata dove ci fu l'espianto del primo cuore di una bambina qui nel Trevigiano che andò a Roma a salvare una vita, la vita di un'altra bambina, quindi un dono, non dico dei re magi, ma di questa bambina, raccontato e romanzato un po' da Tino Giacomin su delle immagini che ho girato io 33 anni fa, e con questo restituisco la linea allo studio. Attorno al gesto della Roma Epica Militare. Sulla campagna attorno alla città brillano i fuochi di 1000 falò, i pannolini li chiamano qui. Vengono accesi nella notte dell'Epifania in segno di buon auspicio per l'anno appena iniziato. Quelle luci fanno da guida all'aereo. È una chiusura poetica naturalmente, ma pregna di significati. La notte dei falò ha veramente acceso nel cuore dei veneti una luce nuova e di speranza. Il vento, dicono gli agricoltori, ci è stato propizio, il futuro è pieno di speranza. E Dio me manda tanti fagioli, pasti poveri in fiore e È un rito antico legato al momento delicato del passaggio del solstizio d'inverno, momento in cui la terra è infeconda, spiega Ulderico Bernardi, superato studioso di tradizioni e folklore popolare. Il momento in cui gli uomini dei campi sono in trepida attesa per il futuro incerto. Ecco allora la festa comunitaria destinata ad assicurare la continuità, quando il gelo serra la terra e le sementi, e il buio vince sulla luce e tutto sembra messo in forse. Ecco allora la festa fondata sul fuoco. Il fuoco è l'elemento simbolico fondamentale perché la fiamma viene a rappresentare tutta una serie di elementi di continuità. Il fuoco, se alimentato, arde per sempre, ecco il segno della continuità eterna. Il fuoco è luce che vince le tenebre, appunto. Il fuoco è calore che vince il gelo. E da allora attorno a questa simbologia si ritrova tutta la comunità nelle sue generazioni di vecchi, di bambini che sono il frutto appunto della comunità che continua, e di uomini, di donne, e celebrano la festa nell'eccesso come in tutte le feste. Eccesso alimentare si intende con il consumo di sostanze rituali, la pinza e il vino, una comunione simbolica che ha origini antiche per la nostra gente del Veneto. Risale ad usanze pagane che verranno poi riprese dalla tradizione cristiana. Ma attorno a questo fuoco che accende i sentimenti di comunione tra la gente e di solidarietà, giocano altre profonde dinamiche di liberazione e di purificazione. Ed ecco la simbologia della vecchia, questa mitica figura che rappresenta la saggezza e il potere, di qui sentimenti ambivalenti, amore e ostilità. L'ostilità viene esorcizzata attraverso la purificazione del fuoco, ma c'è anche il recupero dell'aspetto positivo. Dal cielo, nei giorni del Natale, scende un corteo di santi e di protettori degli uomini sperduti nel buio dell'inverno. Tra questi la Marantega, la Befana, che era stata scacciata dalla società delle macchine. Il mito, si è detto, è eterno e senza tempo, immortale, e ritorna sempre. Così è stato per la vecchietta della nostra infanzia. Il corteo visibile dei santi donatori che comincia, come dicevo, con San Nicolò, San Martino, Santa Lucia, Gesù Bambino, si conclude appunto con la Marantega, con la Befana, che ancora una volta viene a portare appunto il conforto della solidarietà delle generazioni, ecco l'invisibile, il santo, ciò che è passato, ai bambini, ai frutti della comunità. E dopo questo tuffo nel passato, una piccola pausa, ci vediamo tra qualche istante. RC2
Abbiamo visto dunque la tradizione del panevin, a un'altra tradizione pare che i trevigiani non rinuncino, quella dei saldi. Abbiamo fatto un giro in città oggi davvero presa d'assalto, sentiamo. Sta tocchiando qualcosa per i saldi? Certo. Da quanto tempo è che sta guardando quelle scarpe? Mezz'oretta. Quanto ha risparmiato? Beh, 30%. Insomma non è male. No, infatti. Vale la pena insomma aspettare i saldi. Sì. Se uno sa cercare, sì, si trova. Con i bambini è leggermente un problema perché sono molto meno vogliosi di concentrarsi sui saldi, però le caramelle della Befana vanno benissimo. È in saldo? Io? No, beh, lei, non so se lei è in saldo, ma... No, però sono cose interessantissime. È in saldo l'aglio oggi? Sì. Meno quanto in proporzione? Meno 20%. A caccia di saldi? No, assolutamente. Però la borsa ce l'ha già piena. Sì, perché io compro cose 3 volte ogni 14 anni. Come stanno andando i saldi, visto dalla parte di chi vende? Benissimo. È stato lasciato fuori dalla moglie? Esatto. Tanto dopo si paga comunque, indipendentemente dal numero di capi. C'è chi dice che il saldo è donna. Esatto, bravo. Cosa ha trovato? Ho trovato dei regalini che devo fare. Mentre la carta di credito è uomo. Esatto. Sì. Siamo a Treviso in gita noi. Ah, quindi da Udine mi pare. Sì. Sì, da Udine non ci sono i saldi. Certo. E allora venite a Treviso, non andate ai saldi? Andremo, se abbiamo tempo andremo. Non siamo in giro per saldi in realtà. Siete gli unici che non siete in giro per saldi, qui stanno comprando tutti. Va bene. Come mai? Così, perché non ci interessa. Tantissima gente questo sabato iniziano bene i saldi. Diciamo che inizia sempre in maniera progressiva, la gente seleziona quello che vuole, l'ha visto i giorni prima e basta, e frequenta molto il centro, ecco quello che è importante. Salve, ma il brulè è in saldo? No, il brulè in questo momento no. Chi oggi è andato in città ha fatto i conti anche con viabilità e parcheggi. A breve termineranno le verifiche sull'area Cantarana e l'ex patinodromo, che da giugno saranno chiusi per realizzare 2 strutture di sosta sotterranea. La Giunta sta già pensando alle possibili alternative, iniziando da una migliore gestione dei parcheggi entro le mura grazie a una app da scaricare sul telefonino. Parcheggi in città, il futuro prossimo si chiama app sul telefonino. La rivoluzione digitale avverrà entro l'estate e si svolgerà così. All'interno di questa app vi sarà una piantina della città, all'interno della piantina noi vedremo diversi punti verdi e diversi punti rossi. I punti verdi corrispondono a parcheggi liberi, i punti rossi a parcheggi occupati. Cliccando sopra un punto verde, quindi parcheggio libero, l'app guiderà automaticamente ad un navigatore il quale porterà l'automobile direttamente a quel posto. Quindi noi vedremo la mappa della città, vedremo dove è libero, ci cliccheremo sopra e il telefonino, attraverso la funzione navigatore, ci guiderà direttamente a quel posto libero. Un sistema semplice per tutti, residenti, lavoratori e turisti. E sono tanti i lati positivi di questo nuovo dispositivo, iniziando dall'inquinamento. Sapere dove parcheggiare significa non girare inutilmente per la città. Ciò naturalmente significa non intasare più la città alla ricerca di posti auto, efficientare i posti auto perché saranno tutti visibili quelli liberi, quindi si andrà direttamente al posto auto, avere i percorsi migliori, quindi anche per chi non conosce bene la città, e valorizzare al massimo gli stalli di sosta esistenti. Una rivoluzione per chi parcheggia, ma anche un colpo a favore del centro storico rispetto ai centri commerciali, facili da raggiungere e con gli stalli gratuiti. Il cliente di un determinato negozio potrà vedersi accreditata una parte della somma della propria spesa in parcheggio e quindi riuscire ad avere al tempo stesso la facilità attraverso la conduzione al posto auto e la gratuità in base a quanto si andrà a spendere in un determinato negozio del centro storico. Ma non finisce qui, perché non è detto che più parcheggi verso il centro e più paghi. Noi non siamo per gli aumenti indiscriminati della sosta, ma siamo per la loro razionalizzazione, per avere un sistema anche di pagamento e anche tariffario che sia realmente adeguato alle esigenze della città. Quello che può valere il sabato e la domenica può non valere il lunedì e il martedì, sullo stesso stallo di sosta. Tutto bene, ma per chi con lo smartphone ci litiga? Finché non sarà efficiente per tutti, coesisteranno i 2 sistemi, quindi coesisterà l'app e coesisterà il metodo tradizionale con la colonnina. Quindi nessuno deve spaventarsi, è una rivoluzione, ma una rivoluzione gentile.
Ora torniamo invece sulla Treviso natalizia e la statua di Del Monaco che canta, criticate ieri dalle opposizioni in comune. Sarà l'aria frizzantina dell'Epifania, ma la replica del sindaco è stata altrettanto piccata. Si sta cercando probabilmente di attrarre un po' l'attenzione con queste iniziative, magari forse anche a costo zero, però di bassissima qualità, mi verrebbe da dire anzi di bassissima lega. Un commento al vetriolo, quello di ieri ai nostri microfoni dell'ex vice sindaco, che ha subito riacceso il clima politico da tempo raffreddato tra una lega dilagante e un partito democratico in attesa di un congresso che indichi la rinascita. Tema Treviso e le iniziative natalizie e non solo. Critiche che il sindaco non vuole lasciar cadere, ribattendo così a uno dei volti del centro-sinistra trevigiano. Definire un baraccone di bassa lega questo Natale, che è stato veramente meraviglioso con dei numeri stratosferici, credo che sia proprio una caduta di stile di Grigoletto del PD. Sindaco che d'altro canto giustifica i commenti dell'opposizione come conseguenza dello stato confusionale in cui versa il PD trevigiano. Accuse pesanti e soprattutto sono emblematiche del fatto che questo Partito Democratico sia distante anni luce dal reale pensiero della gente. Noi abbiamo i cittadini che ci fermano, che ci ringraziano, c'è un video promozionale che sta girando in tutta l'Italia, in tutta l'Europa, perché quel video mi è tornato veramente da tantissimi paesi, da tante regioni d'Italia. E sull'accusa di poca attenzione ai quartieri con dei miseri alberi di Natale su dubbi innocenti, il sindaco ribatte. Sì, capisco che Grigoletto abbia nostalgia dei supermercati in piazza, di Spelacchio e dei quartieri bui, però quest'anno noi abbiamo portato qualità, un albero di Natale meraviglioso e soprattutto abbiamo portato le luci di Natale nei quartieri, cosa che non si era mai vista. Quindi se anche di questo riesce a lamentarci, io non riuscirò a soddisfare le esigenze di Grigoletto e di questo me ne farò una ragione, ma sono contento di soddisfare le esigenze dei trevigiani. Qualcosa però tra i tanti eventi di qualità, ammette alla fine, si deve migliorare. La pista di pattinaggio sicuramente migliorabile, come i mercatini sotto la loggia di 300. L'evento di qualità, il canto di Del Monaco a mezzogiorno? Ma il canto di Del Monaco a mezzogiorno secondo me va perfezionato da un punto di vista delle tecnologie, però sicuramente può essere un'attrattiva importante, perché comunque Mario Dal Monaco ha segnato la storia della musica italiana e della lirica, e quindi credo che avere un personaggio di tale importanza proprio nella nostra città sia giusto anche valorizzarlo attraverso 5 minuti di buon canto che non disturba sicuramente nessuno. Cambiamo tema, la normativa sulle targhe straniere sta creando non pochi problemi, specie a chi lavora all'estero. Sentiamo la storia di questo coneglianese. 31 dicembre mi ferma alla stradale con la macchina di mio suocero targata tedesca, che porto il figlio all'aeroporto, mi dà una multa di 500 euro che pago subito, mi sequestrano l'auto. Voi non avete idea la trafila che devo fare per sta storia qua. Sergio Bortolotto ha affidato a un video il suo sfogo contro quella che ritiene una vera e propria ingiustizia. Il caso è quello del decreto entrato in vigore lo scorso dicembre sull'utilizzo di auto con targhe straniere in Italia da parte di cittadini italiani o stranieri che risiedono nel territorio nazionale da più di 60 giorni. La norma stabilisce una stretta all'utilizzo di questo escamotage per evitare di pagare le tasse, per pagarne di meno e per rendersi invisibili di fronte alle multe e alle sanzioni del codice della strada. A tanti il decreto è sfuggito e le multe, compresa la confisca del veicolo, sono già fioccate, perché si sa che l'ignoranza della legge non scusa. La norma è legittima e pur tuttavia non prevede deroghe, soprattutto nei confronti di chi lavora all'estero e rientra in Italia di tanto in tanto. È la voce di quei lavoratori, come i gelattieri della Val di Zoldo nel Bellunese, che si sta levando alta e che pare abbia già smosso la politica nazionale impegnata pare a porvi rimedio. Ma intanto chi viene colto in fallo è costretto a pagare e le multe, oltre ai disagi, sono salatissime. È mai possibile una cosa del genere? Cittadino italiano con patente europea che guida un'auto con targa tedesca in regola e mi succede tutto questo. Capisco tutto quanto perché la polizia ha fatto il suo dovere, ma il sequestro dell'auto. Inutile raccontarvi della trafila burocratica a cui si trova costretto il signor Bortolotto, pur se l'auto che guidava non è sua ma del suocero che lavora in Germania e che in Italia è arrivata condotta dalla figlia di quest'ultimo, moglie del Bortolotto, rientrata a Conegliano per le vacanze di Natale. Adesso devo andare dalla motorizzazione a portare le targhe, portare la macchina in Germania. Una cosa pazzesca. Cioè noi votiamo questa gente, sti politici, e fanno ste leggi per colpire altra gente
e ne rimettiamo noi. Cose dall'altro mondo. È tutto, io vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona serata e vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci. De Fabri presenta Isola Tutto, il kit fai da te per isolare il cassonetto di casa tua da caldo, freddo, spifferi e rumori. Non necessita di opere murarie. Ben ritrovati al meteo. Epifania all'insegna di un tempo sempre stabile sul Triveneto. Nel dettaglio sul Veneto. Al mattino avremo nubi basse, foschie e locali nebbie sulle pianure, specie su quelle sud-occidentali, spesso fitte e persistenti durante l'arco della giornata. Sarà più soleggiato sui restanti settori con cielo poco nuvoloso. Temperature minime tra i -4 e -1 gradi, massime comprese tra i 6 e 7 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. La situazione sarà molto stabile, con il cielo che si presenterà ampiamente soleggiato. Sarà infatti sereno o al massimo con presenza di pochi nubi a carattere sparso. Non sono previste precipitazioni degni di nota. Temperature minime oscillanti tra i -3 e 0 gradi, massime comprese tra i 6 e 9 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Qualche nebbia potrà riguardare al mattino le vallate alpine meridionali, ma si dissolverà presto. Sul resto della regione invece sarà ampiamente soleggiato ovunque e il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Temperature minime intorno a 1 grado, massime comprese tra i 9 e 10 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. De Fabri presenta Isola Tutto, il kit fai da te per isolare il cassonetto di casa tua da caldo, freddo, spifferi e rumori. Non necessita di opere murarie.